per la nostra Chiesa ortodossa. Oggi nasce il Ioann, quello che dopo sarà quello che darà il battesimo al nostro Signore Gesù Cristo. Dall'Evangelo, quello che abbiamo letto, mi perdonate che anche in moldavo si dice che il parenti di Ioann, Zaccaria e Elisabetta avevano una certa età. Zaccaria, lui è un sacerdote che quando lui è entrato nel templo, nella chiesa, prima di entrare è venuto a vedere, l'ha visto un angelo e che le ha detto che si nascerà il futuro della chiesa, che lui dalle sue mani ha dato il battesimo a Gesù. Oggi veramente una festa che per tutti noi, che come sappiamo che forse più di 1 milione di persone si chiamano Ioann, Giovanni, John, eccetera, eccetera. Io voglio fare tanti auguri a quelli che portano questo nome. E prima di tutto voglio fare auguri a questo piccolo, però già grande bambino che ha fatto anche anni. E voglio dirgli tanti auguri, che Dio ti benedica, che Dio ti dà il raso, un po' di mente per il suo cammino, per diventare grande, una brava persona in questa società malata, purtroppo, quella che è vera. E da parte nostra un piccolo regalino, tanti auguri, che Dio ti benedica. Bacio, Многое лето, многое лето, многое лето. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже. Многое лето, многое лето, E dopo ci saranno due pasticcini, anche solo un po' che non si possono anche, però да, будьте здоровы. Всем. Спасибо, Господи. В четверг, как всегда, будет акафист, в пятницу тоже, в субботу литургия. В субботу вечером будет вечерняя лития. В воскресенье очень-очень большой праздник. Святые апостoli Pietro e Paolo. Si finisce il post e si può mangiare di tutto e di più. Che Dio vi benedica per arrivare a questa grande festa. Grazie. Marina, ti раздай, пожалуйста, по одному или